Presidente, il torneo delle regioni per la prima volta arriva in Sicilia, cosa conta a livello nazionale questo sbarco sull'isola? È la più importante manifestazione della Lega Nazionale Dilettanti, coinvolge tutti i territori, la spinta e la capacità di persuasione da parte del Presidente Morgana, l'ottimo rapporto esistente con le istituzioni sul territorio ha determinato questa scelta che è un motivo di soddisfazione per il Comitato Regionale Sicilia, ma per tutta la Lega Nazionale Dilettanti, perché in qualche modo è un'opportunità di dare ulteriore sviluppo all'attività del Comitato e di saldare maggiormente il rapporto con il territorio e con le istituzioni che rappresentano il territorio. Ecco, a livello invece organizzativo come procedono le cose, anche a livello di impianti? Sappiamo che la Sicilia è spesso molto indietro da questo punto di vista, ma come procedono i lavori? Ma è un problema che non riguarda soltanto la Sicilia, è un problema che riguarda molte regioni italiane, soprattutto ovviamente al sud e nelle isole. C'è un problema di impiantistica, è un problema diffuso a livello nazionale, però la stessa Sicilia ha fatto notevoli passi avanti negli ultimi anni, nel senso che la crescita anche degli impianti, dei campi in erba artificiale è notevolmente aumentata, è diventata più significativa. Ovviamente è una grande regione, quindi c'è molto ancora da fare, ma questo, come ho detto, è un problema che riguarda tutto il paese, non riguarda soltanto la Sicilia. Da un punto di vista organizzativo l'obiettivo di Sandro Morgana è stato ed è quello di coinvolgere tutti i territori e quindi far diventare questo evento un evento dell'intera regione, e questo è un fatto estremamente positivo, perché la forza della Lega Dilettanti è la presenza nei 7.896 comuni d'Italia e quindi in tutte le realtà territoriali, e quindi non c'è una dimensione concentrata su un territorio ma rapportata alla pluralità delle opportunità che offre il Paese Italia.